Io aspetto la tua chiusura e se accetti quello che ho detto ma io assolutamente io sono venuta qui apposta per fare questo e spero, anzi mi auguro che sta polemica sia da fornire, anche perché questo schifo che si vede sui social, ragazzi, vi voglio bene, io sono una che fa tanti sacrifici ma li faccio veramente con l'animo e con il cuore, sono una che per il popolo fa tantissimo, magari le persone, ecco, i fan del maestro hanno avuto occasione di conoscermi in questa storia, ma me ne dispiace perché io non sono così fondamentalmente, però ero ferita, ecco, a figlia Nino D'Angelo che si sente ferito rupato, questo è stato, però chiedo scusa, anzi mi alzo anche, chiedo scusa al maestro D'Angelo per le offese che ho fatto nel personale, ma ero molto ferita, molto arrabbiata, e chiedo scusa anche al popolo del maestro D'Angelo perché hanno frainteso il mio discorso fatto nei riguardi di questi personaggi che sono stati proprio maleducati, perché in primis togliete l'artista da mezzo, ma sono una donna, sono una mamma e soprattutto sono una moglie e mio marito si sente molto offeso dalle vostre parole e questo non lo perdonerò mai, quindi chiedo scusa alle persone che hanno frainteso le mie parole, le persone per la critica io l'accetto, anzi vi ringrazio della critica negativa, però per me è stata molto costruttiva, perché oggi Giuseppe Attanasio penserà soltanto a fare l'artista, mi sto cimentando a fare anche l'attrice, quindi mi voglio vivere questo momento magico e non pensate che ho usato questa polemica per farmi pubblicità, perché è stata veramente una pubblicità pessima, quindi non l'ho pensato manco minimamente e non pensavo nemmeno che dicendo io sta cosa comunque si scatenava l'inferno, ecco, come il gladiatore, non lo pensavo assolutamente. Tesoro, credimelo, te lo dico dal profondo del cuore, l'umiltà che stai dimostrando stasera ma lei è così. Io sono così nella vita, chi mi conosce lo sa. Ti ritornerà come un io grande gli dico dono. sempre devi contare La maleducazione non ha Manino D'Angelo lui è così. Manino D'Angelo ha percepito subito questo messaggio noi di gli facciamo Giussi. gli auguri, un in bocca al lupo a D'Angelo per il libro, sì. però facciamo un no ma arriviamo subito, non abbiamo finito.